Settembre è considerato il mese della ripartenza, l'estate inizia a salutarci, ricominciamo con una lista di buoni propositi, c'è la ripresa della classica routine, delle buone abitudini, quelle che vengono chiamate buone abitudini, ma a noi piace fare tutto questo con gusto. Ben ritrovati quindi a Radio Chef, il programma dove il gusto incontra la passione per la cucina e anche la tradizione, oltre che al buon cibo. Settembre infatti in Friuli Venezia Giulia è un mese davvero ricco di eventi che raccontano il territorio attraverso i piatti e non c'è modo migliore per conoscere davvero una terra, una regione, se non partendo proprio dai suoi sapori, dai suoi prodotti, dalle sue storie e anche dai suoi chef, dai suoi protagonisti. E nel nostro viaggio ogni settimana vi porteremo a scoprire luoghi diversi oltre alle eccellenze enogastronomiche locali e le ricette ovviamente dei nostri ascoltatori. E parlando proprio di eccellenze, ricominciamo anche questa edizione proprio dal mare. Prima tappa Lignano Sabbiadoro, dove da oggi, proprio 4 settembre, fino a domenica 7 settembre, ritorna Easy Fish, il Festival del pesce dell'Alto Adriatico, con la sua 9ª edizione. Saranno 4 giornate proprio dedicate interamente al pesce, ai prodotti regionali, tra show cooking con grandi chef, ristorazione gourmet direttamente sulla spiaggia e anche street food per vivere un po' proprio il mare. Tutti gusti accompagnati anche da grandi protagonisti del mondo della cucina e non solo. Ci allargheremo un po' anche proprio al mondo nazionale e internazionale. E se conoscete già Easy Fish, conoscete la sua guida, la sua voce, il suo volto, il volto dell'evento. Grande conduttore, presentatore e voglio sottolineare il nostro Becker preferito, c'è con noi in questa nuova puntata Fabrizio Nonis. Ciao Fabrizio, è un piacere ritrovarti. Ciao cara e un ciao anche a tutti tele e radio ascoltatori, ovviamente di Radio.0. Sì, E hai allora, detto giusto, si riparte. esattamente, allora torna questa nuova edizione di Easy Fish e ti volevo chiedere quali sono gli ingredienti perfetti e le novità che ci accompagneranno anche in questo 2025. Allora, abbiamo apportato qualche piccola modifica, nel senso che abbiamo scelto congiuntamente alla Lisagest, al comune di Lignano e alle istituzioni regionali, quindi al presidente Federica, all'assessore Bini e a tutti gli organizzatori, anche al presidente Lisagest, la stessa collocation, diciamo, dell'anno scorso. Quindi saremo sulla spiaggia, se non sbaglio, ufficio 7, e quindi ci sarà la possibilità di vivere questa esperienza, diciamo, multisensoriale proprio in spiaggia. La formula è un po' la stessa, però cambia un po' per tematica. Le serate saranno suddivise in territorio, quindi ci sarà la prima serata dedicata a tutto quello che riguarda la ristorazione legata al mare, la seconda serata tutta la ristorazione legata invece all'entroterra e l'ultima serata, quella di sabato, invece è legata alla montagna. Quindi 3 sere per tema con tutti i chef del territorio. E la cosa bella qual è? È che insieme a questi chef ci saranno dei grandi protagonisti televisivi e non solo. Arriveranno giù dei colleghi, degli amici, insomma, di grandissima esperienza, ma anche di grande fama. E volevo sottolineare, se me lo permetti, Maria, un fatto. Qual è la differenza fra Easy Fish e tutte le altre manifestazioni o le altre iniziative delle stazioni balneari o dei luoghi balneari che ci sono vicini? È che Easy Fish da 9 anni mette insieme gli chef locali, quindi local, con gli chef internazionali, ma li mette insieme a lavorare. Quindi c'è stata di conseguenza un effetto domino che ha portato a crescere tutti questi chef, nel senso, confrontandosi con coloro che magari vivono un'esperienza internazionale o nazionale, ma lavorando spalla a spalla, ha fatto crescere il tessuto collettivo, perché altre zone fanno delle iniziative chiamando anche dei grandi chef, ma sono fine a se stesse, sono solo diciamo iniziative in cui l'utente finale può andare ad assaggiare, non so, il piatto dico di Bartolini o di Cerea, ma non fa crescere il territorio. Lo scopo è sempre stato quello di Fish di far crescere la cultura gastronomica del territorio e stiamo avendo i risultati perché secondo me Lignano è una delle stazioni balneari in assoluto dell'Alto Adriatico in cui la qualità e il livello qualitativo è salito moltissimo negli ultimi 10 anni. Ecco. Sai cosa mi piace? Mi piace la passione anche che ci metti a raccontare queste novità che ci sono in questi eventi, ma soprattutto, dato che a noi piace parlare tanto di tradizione, un evento che si lega proprio alle radici, alla propria terra, e questo è il bello di portare sempre avanti cose nuove. E proprio per questo volevo anche parlare del programma. Ce l'hai anticipato un po', 3 aree, show cooking a 8 mani, come ben dicevi, ci sarà questa commistione, anche street food e
classica regionale. Ti chiedo, ci puoi anticipare un po' i protagonisti che potremo incontrare e soprattutto cosa potremo gustare? Quindi i piatti guarda, ce li ho tutti qua. La prima sera ci sarà Salvatore Sapienza del Genio Mediterraneo, Alessandro Businaro da Boschet, Egi e Kemal diciamo di Mandi e Mattia Michele Vacca di Ricchi Osteria. Con loro ci sarà Daniele Persegani, oltre che io, e altre sorprese in arrivo. La seconda c'è Andrea Fantinelli delle Fucine, c'è Marco Talamini della Torre di Spilimbergo, Edoardo Zanelli di Riva Zanelli, quindi ho messo anche qualcosa di mare nella seconda sera, non solo entroterra, e Stefano Sacilotto di Sostanze di Pordenone. Anche qui ci sarà poi Andrea Mainardi, che credo tutti conoscono, che darà anche a lui il suo apporto. E poi l'ultima sera c'è Giacomo della Pietra di Sutri, dell'Osteria d'Alvise, poi c'è Umberto Salvo di Vare Secondo, quindi Manazzons, Stefano Butazzoni del Grappolo d'Oro e Marco Menegon dell'Edelweiss di Piancavallo, e qui invece ci sarà la Francesca Marsetti. Ecco, considera che mettendo insieme tutte queste persone, poi cerchiamo, perché la scelta, diciamo, comunque cade un po', si condivide con tutto il gruppo organizzativo, si cerca di mettere tutte queste persone insieme perché ci sia un reale riscontro professionale. Detto giusto, tradizione, qual è la cosa che lega tutti questi chef e tutti i protagonisti al Friuli Venezia Giulia? Molto semplice, l'obbligo o diciamo l'invito obbligatorio di usare materie prime del Friuli Venezia Giulia. Quindi ci si cimenta con qualcosa del territorio, quindi anche gli chef che vengono fuori, gli ospiti, hanno modo di assaggiare una vera estrapolazione del terroir del Friuli Venezia Giulia. Quindi questa è la trade union fra mettere insieme gli chef, mettere insieme gli ingredienti, mettere insieme una bella location, mettere insieme una stazione balneare, un polo diciamo turistico come Lignano Sabbia d'Oro, e da lì la formula è semplice ma è vincente, insomma, anche da anni. Ma è vero che poi questi chef si innamorano proprio del Friuli Venezia Giulia? Ti volevo chiedere anche se c'è qualcuno che ti emoziona di più reincontrare, qualche piatto che speri di gustare da questa commissione. Mi ha ricordato un ospite che mi sono mercato di citare, la Giusina in Cucina. Sappiamo che Giusina in Cucina, oltre a essere un volto con un'amica di Food Network, condivido molte cose, l'anno scorso è venuta con i suoi ragazzi, a 2 gemelli e il marito, non era mai stata in Friuli, non era mai stata al mare in Friuli, e si aspettava, lei è siciliana, potete immaginare, poi ci ritroviamo al Couscous Fest, fra l'altro, a fine mese. Ha detto che è rimasta così coinvolta, così ben accolta, così conquistata, che mi ha chiesto, diciamo anche in maniera molto simpatica, che se l'avessi invitata di nuovo sarebbe venuta in maniera, non di corsa, anche in bicicletta. Ma pensate questo, la Giusina è un volto noto, ma è anche, diciamo, la manager di Antonino Cavanacciuolo, di Locatelli, cioè lei poi ha ripostato la sua esperienza l'anno scorso attraverso i suoi social, della bellissima esperienza vissuta a Lignano, e quindi ospitarla di nuovo ti fa capire che è un modo non solo di fare convivialità, di fare capire le origini e quello che Lignano, Sabbia d'Oro e il Friuli può offrire, ma anche di divulgarlo fuori dal Puglia. Quindi si fa veramente un grande lavoro di comunicazione di squadra, ma anche di melting, in cui tutti questi ragazzi, tutti questi chef si uniscono, perché poi andiamoci da una parte, andiamoci dall'altra, cioè variamo un po', ed è un vero tributo al mettere insieme, a creare squadra vera, a giocare la partita tutti insieme, non solo guardare uno che gioca, ma si gioca insieme, perché solo così si cresce. Il bello di fare squadra e di farlo in un territorio magari che per molti è una scoperta. E dato che dalle loro voci lo sentiremo durante anche questa edizione di Easy Fish, dato che ho l'opportunità di averti qui, lo chiedo a te cosa piace anche del Friuli Venezia Giulia, e secondo te quale legame deve esserci anche al giorno d'oggi in una cucina che unisce anche la tradizione all'innovazione? Come deve essere calibrato questo legame? Guarda, credo che non ci siano dubbi su quello che io provo per il Friuli Venezia Giulia, nel senso che grazie anche, ripeto, alle istituzioni che hanno creduto nei miei progetti, ed è importante, perché sai, un po' dire com'è, tu devi sfornare tante cose, ma devi avere le materie prime, quindi grazie a questo credo che
Ti faccio solo un esempio: quest'anno le 38 puntate che ho fatto per Camper le ho girate tutte in Friuli Venezia Giulia, capisci? Il Friuli Venezia Giulia è questo, no? È un piccolo compendio universale, non solo turistico. La classica frase che però è sempre green, sempre evergreen: 100 chilometri dal mare alla montagna, no? Situazioni bellissime, però nel contempo ha 1000 risorse, perché passi dalla parte giuliana alla parte pordenonese, dalla parte carnica alla parte del patrimonio UNESCO delle montagne delle Dolomiti, quindi hai veramente tanto e soprattutto è piccolo, perché il Veneto ha quasi 6 milioni di abitanti, noi ne abbiamo 1,4 milioni e io sto lavorando ho un sogno nel cassetto, quello di fare in modo che alla fine di questo mio percorso legato col cuore, con l'anima e anche con la passione del Friuli Venezia Giulia, tutta l'Italia identifichi, e non solo l'Italia ma anche fuori, il Friuli Venezia Giulia non più come una regione vicina a Venezia, ma come Friuli Venezia Giulia. Quando tu parli di Friuli Venezia Giulia, io voglio che anche dalla Calabria alla Sicilia dicano è là. Non è quella regione vicino a Venezia, è là, è quella, è ben connotata, è là per Trieste, è là per Udine, è là per lo Zoncolan, è là per Sabbiadoro, è là per Grado, è là per tutto quello che la riguarda, per Pordenone e anche Gorizia, che fra l'altro è capitale europea della cultura. Quindi cioè, questo è il vero scopo, perché se lo merita. E quindi a questo punto, arrivando anche a questo mix che ci raccontavi di tutta questa commissione di luoghi, tutti da scoprire, ti chiedo cosa bolle anche nella tua pentola? Quali sono i prossimi appuntamenti dopo magari essere arrivati e averti incontrato a Easy Fish che ci presenterai prossimamente? Guarda Maria, sarà un autunno e un inverno caldissimo, a differenza magari dell'estate che è stata comunque calda, perché ho subito, va bene, al di là del rinnovo per il 14° anno consecutivo con Antonella Clerici, quindi sarò a sempre mezzogiorno con Antonella Clerici nella sua squadra anche quest'anno, è per me un orgoglio, un onore, perché Antonella per me è una mentore, quindi anche tutta la squadra sono straordinari. Sono in arrivo di produzioni nuove. Benvenuti al Nord con Peppe Guida sul Gambero Rosso, che è la produzione tutta mia, quindi quest'anno in collaborazione con il Gambero ci sarà la nuova serie, la nuova stagione di Cuochi in Quota, dove ho girato tutti i poli turistici della montagna del Friuli e li promuovo con una formula nuova, ma è il seguito della terza serie. Dopodiché in arrivo, va bene, un nuovo programma per Food Network con The Best Baker, in cui c'è sempre il Friuli, e il couscous, ma soprattutto per la prima volta qui ringrazio due novità. Ringrazio il Pordenone Legge che mi ha chiamato a presentare il mio nuovo libro, Brosse Querpe, e ringrazio il sindaco Ziberna e comunque tutte le istituzioni di Gorizia, capitale europea 2025, perché inaugurerò Gusti di Frontiera insieme a Giorgione, quindi posso dire che questa volta devo smentire il famoso detto in cui non si è mai profeti in patria. Il Friuli, almeno così, è stato l'iniziatore, la regione che ha iniziato a smentire questo detto in cui non si riconoscono anche coloro che amano la regione Friuli Venezia Giulia. Quindi grazie a tutte le istituzioni, perché comunque essere ambassador per il proprio territorio ed essere riconosciuti nel proprio territorio ti riempie di gioia, ma anche di orgoglio e anche ti gratifica, insomma, perché comunque questo me lo sento di dire. Sarà bello rincontrarti anche in Friuli Venezia Giulia, Fabrizio, sempre con la tua energia, con la tua passione per la cucina, per il territorio, per anche insegnare e mettere insieme tante anime come lo farà Easy Fish tra località anche proprio vicine al mare, in questo caso per il nostro territorio, e persone che arrivano dal mondo intero, davvero. E infine ti chiedo dove possiamo tenerci aggiornati anche per Easy Fish e tutti gli appuntamenti in programma? Bravissimo. Beh, intanto sul vostro sito, giusto? Radio.0. Poi sul mio, che va bene, su Instagram c'è Fabrizio Nonis o Becker, mi trovate lì. E poi c'è il sito ufficiale di Easy Fish e di Lignano Sabbiadoro, dove basta entrare, soprattutto su Instagram o anche o suggerimenti o su internet, no, c'è anche l'altro profilo social che è Su Facebook. sono un po' meno affine, però su Instagram trovate tutto e seguite. Una cosa, mi raccomando, appena aprono le iscrizioni, siccome bisogna acquistare i voucher per poter assaggiare questi piatti, perché sono contingentati, capisci che ci sono, mi sembra, 800 possibilità, 800 piatti da degustare per serata, però
come sempre la richiesta è veramente, non dico il triplo, ma forse anche di più. Affrettatevi una volta che escono le possibilità di acquistare i voucher, anche perché sono low cost, come sempre il Friuli offre l'opportunità di poter assaggiare e degustare anche dei vini, ci sarà anche l'enoteca regionale, quindi combinata con i piatti, fatelo perché per me è un'occasione d'oro in cui veramente a low cost si può mangiare bene qualcosa di eccellente. Non dimenticatevi poi che c'è anche lo street food, perché non dimentichiamoci anche chi magari riesce ad offrire un'offerta gastronomica più popolare, e qui ci sono 6 casette dello street food che resteranno a disposizione per tutti i 4 giorni e che fanno un gran lavoro. Quindi insomma la possibilità di vivere un'esperienza tutta a tondo, incredibile, sulla spiaggia, leggermente all'interno, però passando dallo street food a diciamo dei piatti un po' più elitari e vivendo anche un'esperienza di convivialità con personaggi della televisione, ma anche con personaggi molto semplici. Fabrizio, è stato un piacere stare in tua compagnia e fare intanto questo viaggio in anteprima. Io vi invito anche a seguire i canali di Promoturismo FVG, perché anche lì potete scoprire il nostro territorio intanto attraverso una esperienza virtuale e poi venire qui direttamente e viverlo in tutte le sue località. Grazie a Fabrizio Nonis, al nostro El Becker, per essere stato con noi e buon Easy Fish a tutti. Grazie a te Maria, io sono Friuli Venezia Giulia sempre, mandi. E mi piace sempre stare in compagnia di questi personaggi anche che amano così tanto il territorio da raccontarlo attraverso la loro voce, poi girando poi in Italia intera, magari andando oltre i confini e continuandolo a raccontare per appunto farlo conoscere davvero a tutti. Io voglio unire un'idea di un nostro ascoltatore a un piatto della tradizione che questa volta ci porta a riscoprire le tradizioni d'Italia, perché vi parlo della cacio e pepe, ma la rivisitiamo questa volta con l'idea di Giovanni Devetag di Gorizia, che ci ha proposto la sua cacio e pepe con tartar di gamberi, così uniamo la tradizione e ci mettiamo questo tocco di mare. Come la prepariamo? Come la prepara Giovanni? Con 160 grammi di spaghetti alla chitarra, un cucchiaio di pepe in grani, 100 grammi di pecorino romano, 8 gamberi freschi, sale, olio e succo di limone. Andrete a pulire i gamberi precedentemente abbattuti, mi raccomando, li tritate al coltello e li lasciate marinare con olio, sale e succo di limone. Poi portate a bollore una pentola con la metà di acqua salata che utilizzate normalmente, perché servirà a trattenere più amido, a cuocere poi la pasta. E andate a cuocere poi la pasta. Passate i grani di pepe al mortaio, li tostate per qualche minuto in una padella antiaderente mentre la pasta cuoce e aggiungete un po' di acqua di cottura continuando a mescolare. Scolate poi la pasta bella al dente, la versate nella padella con il pepe, aggiungete acqua di cottura al bisogno e continuate a mescolare. Nel frattempo grattugiate il pecorino in una ciotola, create una crema aggiungendo un po' di acqua di cottura, mescolate energicamente con una frusta fino ad ottenere un composto denso e cremoso e poi unite alla pasta e mantecate il tutto. La servite bella calda con questa quenelle di tartare di gamberi e il gioco è fatto, è veramente spaziale, dovete provarla, io l'ho provata a fare a casa ed è veramente buonissima. Diventa poi un piatto anche dei menù magari delle serate o delle giornate speciali, quindi provare per credere a questo punto, come tutte le ricette dei nostri ascoltatori che trovate anche sul nostro sito radio.0.it. Direi che per la nostra puntata di oggi il viaggio è davvero completo, ci ha portato a fare come sempre un tour del Friuli Venezia Giulia, ma come vi dicevo a settembre gli appuntamenti qui sono tantissimi, quindi ve li racconteremo anche nelle prossime puntate proprio attraverso le voci dei protagonisti e gli ingredienti del territorio. Non mancate, continuate a seguirci ogni giovedì e venerdì alle 12:30, sempre qui su Radio Chef, su Radio.0 e sui nostri canali social, Facebook e YouTube. Grazie per essere stati con noi in questa puntata, ci rivediamo a Radio Chef, ciao a tutti.